inaugurato il nuovo terminal passeggeri ed arrivate nuove bare di migranti. È morto l'ex consigliere comunale ed assessore di Agrigento Gianni Tuttolomondo, da tempo lottava contro una grave patologia. Rapina in banca, Mario Gallo vittima ed eroe, reintegrato al lavoro. Assenteismo al comune di Palma di Montechiaro, assolti tutti gli imputati. Veronica Pivetti torna al Pirandello con lo spettacolo Stanno sparando sulla nostra canzone. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È stato inaugurato stamani il nuovo terminal passeggeri a Porto Empedocle. Il nostro direttore Arturo Cantella era lì. Inaugurato oggi il terminal passeggeri di Porto Empedocle, alla conferenza stampa di presentazione che ha preceduto il taglio del nastro hanno partecipato insieme al presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti, l'assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana, il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, il comandante della capitaneria di Porto Empedocle Antonio Ventriglia, mentre Don Gioacchino Falsone e padre Luigi Lomascolo hanno benedetto l'infrastruttura. Diverse le opere e gli interventi in fase avanzata di progettazione, lavori di banchinamento del Molo Crispi e nuovo terminal con restyling e adeguamento funzionale per un importo di circa 60 milioni, demolizione dei fabbricati siti in area ex Montedison vicino al Molo di Levante, la cosiddetta banchina Sciangula, per un intervento di circa 1 milione di euro, lavori di ripristino dei fondali antistanti il Molo Sciangula, interventi per circa 500 mila euro, lavori di realizzazione della strada di collegamento con la banchina Todaro, lavori per circa 400.000 euro, quindi lavori di dragaggio del porto per un importo di circa 1.600.000 euro. Questo è un momento importante per la città, è un momento importante anche per l'intera provincia, perché finalmente questo porto, che è un porto particolarmente importante per l'intera fascia costiera, oggi finalmente viene inaugurata una struttura che era indispensabile e fondamentale per avviare quel percorso di turismo crocieristico che questa provincia si aspetta da tempo. Oggi l'inaugurazione, grazie all'autorità portuale di sistema, grazie alla sinergia di tutti gli enti che hanno collaborato, ci consente di mettere una pietra su un percorso che avrà il suo termine da qui a qualche anno, ma che sono convinto, visto l'importanza di questo porto, che è l'unico porto che si affaccia sul Mediterraneo, consentirà a questa provincia, a questo comune, un rilancio che si aspetta da tempo e che oggi, dopo quello che è successo negli anni passati con il declino dello sviluppo industriale, merita uno sviluppo turistico che in questa provincia ha tutti gli elementi e tutte le condizioni per attecchire in modo serio. Quindi finalmente oggi inauguriamo questa struttura, diamo un servizio a chi sceglie di venire a Porto Empedocle, chi sceglie di venire in questa provincia, per poi collegarsi anche con le varie isole e quindi con quello che ci aspettiamo, che è una crocieristica che consentirà un rilancio di questa provincia. E sarà anche l'escavazione dei fondali? Quello è già in programma e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Avevo già parlato col presidente Pasqualino Monti, il quale mi rassicurava che nei prossimi mesi si procederà all'escavazione dei fondali, anche perché per quanto concerne i fondali è necessario che vi sia una metratura che consenta l'attracco delle navi, ma quello è già in programma e sarà effettuato immediatamente nei prossimi mesi. Una struttura importante per una stazione marittima come quella di Porto Empedocle, effettivamente una struttura che mancava, considerando anche l'importanza del porto empedoclino. Sì, assolutamente, l'importanza, la totale rilevanza nell'ambito del Mediterraneo. Tutti parlano, e chiaramente l'allargamento del canale di Suez, parlano della Sicilia come avamposto, e in Sicilia c'è Porto Empedocle, che è una delle prime mete, insieme con Gela, con Licata, che si incontrano quando si viaggia est-ovest, ovest-est nel Mare Nostrum e nel Mediterraneo. Siamo felici e contenti, abbiamo messo a terra un'opera importante, è il quinto terminal, ripeto, che costruiamo nei porti occidentali della Sicilia. Siamo soddisfatti di averlo fatto nei tempi, nei modi e nei costi previsti da contratto. Ecco, quanti sono stati i costi, i tempi in cui è partita l'opera? L'opera è durata circa 1 anno e 8 mesi, ha avuto momenti che si sono sovrapposti
avanti naturalmente rispetto alle nuove esigenze che si sono incontrate nel corso della sua costruzione. L'investimento è di circa 4 milioni che si unisce chiaramente a tutti gli investimenti che noi abbiamo fatto qui a Porto Empedocle, che evidentemente raggiungono una cifra considerevole. Ci sarà anche un investimento per l'escavazione dei fondali e poter permettere alle grandi navi crociere di attraccare? Sì, noi abbiamo adesso in corso l'autorizzazione ambientale in regione al CTS, oggi c'è l'assessore regionale che lo dirà, per la costruzione a Porto Empedocle dell'impianto di soil washing, di lavaggio delle sabbie, e quindi siamo contenti perché questo è il primo passo per poi evidentemente post caratterizzazione procedere con l'escavazione anche del quarto porto del nostro network, che è Porto Empedocle. Abbiamo già escavato, abbiamo già dragato i fondali di Palermo, di Termini Imerese e di Trapani. In che tempi magari pensate di realizzare? I tempi li detto nel momento in cui parte la gara, quindi quando parte la gara io le so dire i tempi, altrimenti raccontare i tempi e poi cadere su una cosa del genere. Noi siamo molto rigorosi sui tempi, quindi abbiamo un problema autorizzativo che dipende dal Ministero dell'Ambiente, che evidentemente ha molte pratiche perché il PNRR ha dato molte risorse al Paese e quindi le pratiche da dover smazzare, mi consenta il termine, sono molte. E evidentemente i 45 giorni sono un termine che non viene mai rispettato, quindi aspettiamo adesso l'autorizzazione. Appena arriva l'autorizzazione procediamo. Ultima domanda per chiudere, la struttura cosa prevede per un buon funzionamento del terminal? Ma c'è tutto, c'è l'accoglienza, ci sono gli uffici, ci sono gli uffici dell'autorità, delle forze di polizia, della capitaneria, c'è una parte importante che riguarda l'accoglienza dei passeggeri, che è il motivo per il quale è nato questo terminal, e soprattutto è un terminal di cabotaggio nazionale che serve i traghetti per le pelaggi e domani può servire anche un punto di sosta. Un luogo di confine. Esatto, è anche un luogo di confine con evidentemente anche di ricucitura con la città di Porto Empedocle, e noi ne siamo felici. Sì, è un rapporto di forte collaborazione, sono tanti i progetti che abbiamo insieme all'autorità portuale e giornate come queste significano che siamo sulla giusta strada. Ecco, in questo senso ci saranno altre iniziative per valorizzare anche il nostro porto, l'escavazione dei fondali, insomma un insieme di cose che permetteranno al Porto Empedoclino di uscire un po' dal stallo in cui è stato in questi anni? Assolutamente sì, sono diversi progetti che abbiamo in istruttoria proprio nella commissione tecnico-specialistica, sulla quale tra l'altro stiamo intervenendo per semplificare e ottimizzare. È un primo tassello per lo sviluppo del porto, serve sicuramente a rendere il porto più comodo, più accogliente, però non è sufficiente evidentemente per rendere il porto di Porto Empedocle veramente attrattivo. Per renderlo veramente attrattivo è necessario, come dicevo prima, la sinergia con l'autorità marittima. L'autorità marittima, nei limiti in cui assicura una cornice di sicurezza del porto, rende il porto più attrattivo, quindi la sicurezza deve essere letta in termini di volano per lo sviluppo del porto e non è un limite allo sviluppo del porto. Io assicurerò tutta la mia azione di comando per favorire questo traguardo, cioè un porto veramente competitivo che sia in grado di restituire a questo territorio tutta l'attenzione che merita. Ancora a Bari, sul molo di Porto Empedocle, le salme di 9 migranti hanno raggiunto il porto sul traghetto di linee. Feretri sono stati accolti dal comune di Caltanissetta. Arturo Cantella. Purtroppo siamo qui a Porto Empedocle a volere commentare e accogliere gli ennesimi morti del naufragio. Sono diventati appuntamenti fissi questi pomeriggi in cui arriva la nave da Lampedusa. E veramente io sono senza parole, ne abbiamo dette tante e si è anche detta più volte quell'espressione mai più. Non è vero, io non mi sento di dire mai più, io penso quando sarà il prossimo appuntamento semmai. Ma siamo qui come cittadinanza di Porto Empedocle, di Agrigento, come comunità ecclesiale, con questo senso di attenzione verso questi fratelli, queste sorelle che nel tentativo di attraversare il Mediterraneo come mare di speranza
vi trovano invece il naufragio delle loro speranze e in questo caso, come in tanti altri, il naufragio delle loro stesse vite. Questo purtroppo fa parte di quello che è uno dei nostri compiti, che io guardo sempre positivamente alle cose e lo devo fare necessariamente perché l'impegno è tanto e comunque tanti risultati si ottengono. A fronte di tante vite salvate purtroppo dobbiamo anche piangere i morti e oggi è anche il numero, tra l'altro 8 di questi sono 9 i feretri, 8 sono vittime di un naufragio, quindi certo sono momenti a cui non ci si abitua mai. Andranno al comune di Caltanissetta, saranno seppelliti al cimitero di Caltanissetta grazie alla disponibilità del sindaco e questo dà anche l'idea di come c'è una grande sinergia anche con comuni di province diverse dalla nostra, ma anche i nostri sindaci hanno dato sempre grande disponibilità. È un grandissimo lavoro di squadra che si fa anche con gli enti locali. Certo la situazione a Lampedusa non è semplice, soprattutto quando arrivano questi sbarchi ravvicinati che mettono veramente che creano tante difficoltà a un sistema che è ben modulato, ben calibrato, ma quando i numeri sono elevati purtroppo tutto diventa più difficile. Io voglio però ricordare anche in questi momenti così tristi tutto il lavoro che viene fatto, le vite che si salvano ogni giorno e l'accoglienza che anche non in condizioni tante volte ottimali, dati appunto i numeri, che viene riservata a queste persone che attraversano il mare rischiando la propria vita. Grazie. Signor Questore, che effetto fa vedere queste salme qui in momento di preghiera, di accoglienza da parte della comunità? Fa un effetto che fa riflettere tanto, perché fa riflettere, lo abbiamo letto stamattina alla festa della polizia, sulla cattiva coscienza di tutti. Siamo qua ad aspettarli, per me è la seconda volta, ma so che il prefetto, i sindaci sono qua tante volte, il vescovo. E questo rito di pietas giusto ogni volta si scontra con una realtà, che è quella di finalmente qualcuno ha trasformato la parola emergenza in un fatto, e il fatto è il decreto nuovo che c'è. Ma quanto è vero che è un'emergenza, una cosa che dura da 30 anni? E ancora una volta assistiamo ad uno sbarco purtroppo di bare con 9 persone che hanno perso la vita nel cercare di trovare una vita migliore. E ancora una volta assistiamo al pianto di madri, di padri e di figli che testimoniano purtroppo questo viaggio della speranza che molto spesso si trasforma in viaggio di morte. Vorremmo che tutto questo non si verificasse più, siamo però consapevoli che purtroppo il Mediterraneo ormai è diventato una tomba dove molte persone nel cercare una vita migliore perdono la vita. E ancora oggi siamo qua per l'ennesima volta a dare la nostra testimonianza di accoglienza, nonostante ci troviamo in grande difficoltà e piangiamo insieme con le madri e padri queste persone che purtroppo hanno perso la vita. Sindaco, anche lei ha voluto presenziare a questa cerimonia di accoglienza? Sì, anche se non sono il sindaco di Porto Empedocle, però e le salme non rimangono né qui ad Agrigento né a Porto Empedocle, però mi sembrava doveroso venire a porgere dei fiori proprio sulle loro bare. Altro ennesimo episodio che si chiude con la triste col triste evento dell'esulus finale. Peraltro mi ricorda anche il mio lavoro, io sapete bene ho visitato tutti i migranti e ho accolto migranti sia vivi che anche deceduti nel Mediterraneo. Agrigento al centro del Mediterraneo, Agrigento è la porta del Mediterraneo, Agrigento ha anche questo, ahimè, questo compito, quello di accogliere tutti. Questo ci rattrista perché
purtroppo sono eventi che si perpetuano, è sempre come se noi stessimo da lontano a guardare, e questo mi dispiace tantissimo. Parliamo adesso dell'operazione Alcatraz. I carabinieri di Trapani, insieme alla polizia penitenziaria all'Alba, hanno eseguito 24 misure cautelari. Tra gli indagati agrigentini c'è anche James Burgio di Porto Empedocle e Gerlando Spampinato di Agrigento. C'è il servizio. Alle prime ore di questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Trapani e il personale del nucleo investigativo regionale Sicilia della polizia penitenziaria hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale Trapanese su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 24 persone, 17 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora, indagati a vario titolo per corruzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, abuso d'ufficio, truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, omessa denuncia di reato, evasione, accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, nonché ulteriori violazioni del codice dell'ordinamento penitenziario. Momenti di alta tensione quelli davanti al comando provinciale dei carabinieri di Trapani, con parenti agguerriti degli arrestati nell'operazione Alcatraz. Urla e insulti mentre carabinieri e gli agenti della polizia penitenziaria lasciavano la caserma per accompagnare un indagato in carcere, ma parla subito il procuratore di Trapani Paci sugli arresti di questa notte per i casi di corruzione al carcere trapanese. Parliamo del Pietro Cerulli. È stata un'attività di indagine lunga, approfondita, nata a seguito di attività svolta da altri uffici giudiziari. I detenuti, parlando del carcere di Trapani, ne parlavano come un carcere tollerante, con alcuni membri della polizia penitenziaria che si mostravano compiacenti verso le attività illecite all'interno dello stesso carcere. C'è tra i carcerati una sorta di turismo carcerario in base al quale girano probabilmente informazioni su dove è meglio essere reclusi e perché. Ecco, Trapani era una sede molto ambita. Le indagini hanno svelato delle falle nell'organizzazione. Sono falle che possono determinare gravi problemi di sicurezza. Naturalmente noi ci atteniamo a ciò che emerge dalle indagini e valutiamo i fatti che emergono dalle indagini. Il resto naturalmente non compete a noi intervenire sulle questioni che emergono, perché riguardano azioni amministrative che ovviamente non riguardano la nostra competenza. Abbiamo accertato ad esempio che a lungo un soggetto ha cercato di far penetrare dei telefonini tirando un pallone all'interno del muro di cinta del carcere di Trapani. Questo, così come il volo dei droni nel cielo, nelle vicinanze del carcere di Trapani, non si ripeta. Le informazioni raccolte dalla procura sono agghiaccianti e hanno richiesto un'attività approfondita di indagine per vedere la fondatezza delle voci circa il carcere Cerulli e capire chi c'era alla base del giro di materiale illecito, chi fosse l'agevolatore di queste situazioni. Intere pareti di muro di cinta non sono controllate, l'atteggiamento interno è di tolleranza, se non cameratesco, senza esercitare il potere di disciplina sui detenuti. Gli episodi accertati sono davvero tanti. C'era il caso, ad esempio, di un soggetto che doveva inviare telefonini grandi come una moneta da €1 con un pallone da calcio, sapendo quale parte del muro di cinta del carcere non era vigilato. Il tutto con molta tranquillità e nonchalance. La consegna sta ripresa dalle telecamere, ma quelle piazzate dalla procura durante le indagini, non quelle di sorveglianza. Lo spaccato che emerge da questa indagine, come ha detto il procuratore Paci, presuppone forse un impegno diverso e interventi diversi sull'attività delle guardie penitenziarie, soprattutto in queste strutture carcerarie che accolgono moltissimi detenuti. Gli interventi vengono fatti e comunque attraverso sia la sensibilizzazione del personale che attraverso l'intensificazione di nuova strumentazione per prevenire questi fenomeni. Diciamo che il fenomeno dei telefonini e dei droni è diffuso, non riguarda solo Trapani. Si sta intervenendo con la tecnologia adeguata proprio per contenere il fenomeno.
I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Vilma Angela Mazzara, hanno assolto tutti gli imputati del processo scaturito dall'operazione Torno Subito, l'indagine sui presunti casi di assenteismo al comune di Palma di Montechiaro. Si tratta di ben 20 dipendenti comunali, tra lavoratori socialmente utili e capi area, accusati di truffa per essersi allontanati arbitrariamente dal posto di lavoro per sbrigare faccende personali. Alcuni di loro sono stati assolti per non aver commesso il reato, mentre per gli altri la formula è stata perché il fatto non sussiste. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Agrigento, Valentina Di Salvo, con sentenza ha disposto la reintegrazione del già dipendente della Banca Popolare Sant'Angelo Mario Gallo di Agrigento. Nel 2020, nella filiale di Raffadali, il noto bancario è stato vittima ed eroe al tempo stesso in occasione di una rapina durante cui si è distinto per coraggio, limitando i danni per l'istituto di credito, avendo consegnato ai rapinatori solo una parte del contante presente quel giorno in filiale, a rischio della propria vita. Ciò nonostante, pur avendo i carabinieri recuperato quasi tutto il maltolto, il signor Gallo è stato licenziato per non aver eseguito correttamente le procedure di sicurezza in caso di rapina. È stato pertanto costretto ad una lunga battaglia legale. L'avvertenza si è conclusa con la sentenza che ha predisposto il reintegro sul posto di lavoro e un indennizzo a carico dell'istituto di credito. Un gemellaggio sperimentale per gli alunni dell'Odierna, di Palma di Montechiaro e l'Enaudi di Roma. Scopriamo perché nel servizio. Accorciamo le distanze. Questo è il titolo di un progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Enaudi di Roma e dell'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro. Un'esperienza di interscambio culturale che unisce il Lazio e la Sicilia. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Annalia Todaro. 3 giorni presso la nostra scuola per avere la possibilità di percorrere attraverso un itinerario emozionale grazie alla metodologia MAB i nostri beni archeologici. Il percorso continuerà poi a Roma dove i nostri alunni grazie alla guida dei ragazzi dell'Enaudi potranno percorrere i fori imperiali e le bellezze della nostra capitale d'Italia. Il MAB è un laboratorio innovativo. L'obiettivo di questo laboratorio è proprio quello di far conoscere ai ragazzi i territori. In un'ottica di gemellaggio, la curvatura che abbiamo dato a questa nuova metodologia didattica è proprio quello di insegnare ai ragazzi a condividere e a conoscere i propri territori, ma non solo il territorio fisico, ma anche il territorio emotivo, imparare a conoscersi per imparare a conoscere i compagni che vengono dalla scuola gemellata. Un gemellaggio che va oltre i soliti canoni, diciamo, della vicinanza o lontananza culturale, ma deve diventare proprio un gemellaggio emotivo. Le esperienze che abbiamo previsto sono un po' quelle tipiche previste dal format MAB, al quale però abbiamo dato un taglio un po' particolare che riguarda il teatro. Il teatro e le maschere in particolare che si utilizzano nel teatro, proprio perché nel presentarsi e nel presentare sia gli individui che il territorio possono mostrarsi così come sono, oppure possono mostrare una maschera o togliere la maschera o mettere la maschera, proprio come nel teatro, per celare o manifestare un aspetto. Abbiamo deciso di dare questo nuovo taglio al format metodologico MAB. MAB sta per l'acronimo che indica Laboratorio di mappatura percettiva e partecipata ed emotiva dei territori. Il territorio di Agrigento e di Palma di Montechiaro ben si prestano alla contestualizzazione della
dell'aspetto emotivo, un territorio ricchissimo di reperti archeologici. La stessa cosa faremo a Roma e ovviamente andremo a confrontare i reperti archeologici, quindi un paesaggio che mostra una storia di origine greca, con un paesaggio che mostrerà una storia di origine romana. Così come i nostri ragazzi, i ragazzi che hanno delle loro aspettative, dei loro sogni, delle loro curiosità, dei loro modi di essere, che sono diversi, ma che grazie al laboratorio di mappatura percettiva potranno condividere le proprie emozioni e conoscersi, che è un po' il significato di questo gemellaggio. Promotore dell'iniziativa, Marina Di Foggia dell'Enaudi, che ha scritto il progetto, accompagnatori i docenti Concita Montana, Chiara Mulè e Carmelo Ferrara dell'Odierna e Fausta Lastella e Claudio Marrucci dell'Enaudi. Questa esperienza è già entusiasmante, anche solo l'entrata in Sicilia, una terra molto accogliente e poi una terra sconosciuta sia per gli studenti, molti dei quali nostri provengono da un percorso di immigrazione, e quindi questo li aiuta a integrarsi nel territorio e a conoscere le ricchezze dell'Italia. Poterci cimentare in una nuova scoperta di outdoor learning e poter sperimentare l'educazione olistica e il confronto anche multiculturale, perché noi anche come italiani dobbiamo imparare a conoscerci e a confrontarci, e questa è un'occasione unica e noi come scuola, come Enaudi, siamo orgogliosi di poter dar via a questa nuova esperienza. L'Odierna ha accolto i suoi ospiti con un buffet tipico siciliano preparato dalle super mamme degli alunni ed omaggiato tutti con dei souvenir realizzati dagli studenti dell'indirizzo sanitario sotto la supervisione della docente Tiziana Corallo. A dare il benvenuto alla scolaresca anche il vice sindaco di Palma di Montechiaro, Antonella Lovasco. Il gemellaggio rappresenta una forma di crescita personale e culturale, ma soprattutto un'iniziativa virtuosa che promuove gli scambi culturali, anche i rapporti interpersonali. Dopo questi anni di chiusura che abbiamo avuto, questo è un modo per coinvolgere di nuovo i nostri studenti alla vita sociale, e questo rappresenta il migliore dei modi per farli. Durante il loro soggiorno gli alunni romani hanno visitato diversi luoghi di interesse: il monastero, il palazzo ducale, la biblioteca, la chiesa madre di Palma di Montechiaro. A fare da ciceroni sono stati gli alunni dell'Odierna. A Roma i ruoli saranno invertiti. E poi il tour esperienziale è proseguito con il contributo dell'archeologa Valentina Caminneci alla Valle dei Templi e al Museo Griffo di Agrigento. Poi alla casa natale di Luigi Pirandello in Contrada Caos e alla Scala dei Turchi di Realmonte. Bilancio Mandorlo in Fiore 2023, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa oggi per fare il consuntivo del Festival del Mandorlo in Fiore, questa edizione. Sì, è stata un'edizione assolutamente straordinaria, quella del 2023, con la presenza di 35 gruppi internazionali, tra gruppi di bambini e gruppi di adulti, ben 12 gruppi in più rispetto agli altri anni, ma il dato interessante è la presenza di stranieri e di turisti comunque italiani durante il periodo del Mandorlo in Fiore. Quest'anno c'è stato un incremento del 30% di presenze rispetto agli stessi periodi in cui si è svolto il Mandorlo in Fiore negli anni passati, addirittura dell'80% rispetto all'anno scorso, quando il Mandorlo in Fiore non c'è stato. Il dato interessante è che si sono riempite tutte le strutture ricettive non soltanto della provincia di Agrigento ma anche dei comuni viciniori. Parliamo di oltre 10.000 presenze turistiche e di 6.000 arrivi, quasi 3.500 presenze in più rispetto all'ultima edizione del Mandorlo in Fiore che si è fatta nel 2019. Sono risultati che fanno ben sperare per il futuro. L'avere cambiato la formula, quindi aver organizzato una grande sfilata la prima domenica e la seconda domenica e aver spostato la fiaccolata dal mercoledì al venerdì ha consentito a molta gente di permanere qualche giorno in più ad Agrigento. Ma non hanno lavorato soltanto gli albergatori, i titolari di B&B, ma hanno lavorato anche i ristoratori e tutte le persone che comunque hanno delle attività quali bar che hanno veramente registrato numeri importanti, hanno veramente guadagnato con il Mandorlo in Fiore.
Io sono dell'avviso che il Mandorlo in Fiore deve diventare sempre di più un'occasione di crescita, non soltanto sul piano della promozione della città, ma soprattutto deve diventare una grande occasione per la crescita economica della città. Avete tagliato sostanzialmente le spese per la promozione, nessuna diretta televisiva come negli anni si è sempre fatto, un handicap gravissimo per le tante sollecitazioni che sono state fatte alle emittenti locali, ai siti web, insomma come mai la mannaia solo sulle emittenti televisive? Ma purtroppo quest'anno ci sono stati dei tagli e ciononostante siamo riusciti comunque a garantire una edizione forse la più imponente del Mandorlo in Fiore di tutti i tempi. Il fatto che non si sia potuta realizzare la diretta dal Tempio è un fatto che ha penalizzato parecchia gente che magari non poteva accedere alla Valle dei Templi e quindi poteva vedersi lo spettacolo comodamente da casa. È un gap che bisogna colmare e credo che l'amministrazione comunale lavorerà per il prossimo anno per evitare che ciò accada. Per quanto riguarda il Mandorlo in Fiore abbiamo superato le aspettative, siamo usciti da 3 anni di Covid, eravamo anche noi non tanto convinti di poter affrontare questa grande battaglia. Fino agli ultimi giorni si è lavorato tanto per l'organizzazione, siamo riusciti a vincere le difficoltà e penso che il risultato sia stato ottimo per la nostra Agrigento. Sì, c'era il 30% più di presenze, ma c'era anche molta qualità sia nei gruppi che sono venuti qui ad Agrigento, ma anche in qualche manifestazione collaterale e anche nell'organizzazione. Quali sono i primi passaggi che si stanno realizzando in vista di Capitale della Cultura? Adesso è un po' prematuro parlarne, però sto cercando di realizzare la struttura, una struttura che avrà una sua organizzazione ben precisa, un suo CDA, e sto reperendo una sede in dei locali o comunali o comunque limitrofi al comune per poter organizzare finalmente una sede operativa che possa dare inizio a tutte le attività che noi andremo ad espletare in questi 20 mesi e poi anche per il proseguo, perché voglio che qualcosa resti per Agrigento, non deve essere soltanto un 2025 foriero di novità e di cultura, ma deve essere anche un volano di partenza per lasciare almeno 15-20 anni di eredità a chi verrà dopo di noi. Una festa monca in quanto sono mancate le dirette televisive del Tempio e abbiamo avuto centinaia di lamentele in questo senso. Sindaco, ecco, non le sembra che sulle TV locali, siti web, sulla stampa si sia fatta una discriminazione assurda? No, penso soltanto che la fretta purtroppo a volte gioca a brutti scherzi, come ho detto poco fa, lo ripeto, è stato fatto tutto di corsa perché fino agli ultimi minuti avevamo delle cose in forze e quindi penso che queste defianze sono state provocate proprio dalla premura. Distretto turistico, la DMO Valle dei Templi in prima linea nell'organizzazione degli eventi della Sagra, anche se è mancata un'adeguata promozione verso le TV locali, le dirette e tante lamentele, come mai? Abbiamo fatto tutto il possibile per dare il massimo della visibilità alla festa del Mandorlo in Fiore, siamo riusciti a produrre una bella rassegna stampa, mi risulta che ci sia un dossier di ben 280 pagine e per una serie di avventure amministrative è mancata una certa quantità della copertura sperata, abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo contato sulla grande professionalità e sulla disponibilità di tanti operatori che chiaramente vanno ringraziati per quello che hanno fatto a beneficio della città. Ancora una volta si è creata una bella squadra e c'è stato un buon risultato. Dobbiamo sicuramente fare ulteriormente meglio, specialmente nell'ottica di questa designazione a Capitale della Cultura, come ha detto anche il Presidente. Questo è un ruolo importante quello del distretto, anche in vista della costa, da Selinunte a Gela. Noi promuoviamo questo tratto di costa che in grandissima parte si sovrappone a quella del progetto di Capitale della Cultura, quindi ci mettiamo a disposizione, ripeto, sempre nell'ottica della crescita del nostro territorio. Oggi un consuntivo del Mandorlo in Fiore della passata edizione, anche se la mancata dirette televisive e un'adeguata promozione ha fatto un po' cadere di livello l'aspettativa del pubblico. La mancata promozione relativamente perché
Il Mandorlo in Fiore quest'anno è stato presentato anche alla BIT di Milano, considerato il lavoro straordinario svolto dall'amministrazione e poi con collaborazione del Comune, del Parco Archeologico Valle dei Templi e di altri soggetti quali la DMO, la Fondazione Teatro Pirandello, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, perché non è scontato tutto quello che viene fatto, perché non è semplice, ci sono tante criticità, tante difficoltà e l'amministrazione quest'anno, con un grande senso di responsabilità, ha voluto caricare a se stessa, insomma, come organizzazione. Quindi certo la diretta è stata un attimino una cosa non aspettata, è stata una piccola grande diciamo defaillance, se così possiamo dirla, però recupereremo sicuramente. Adesso siamo già al lavoro, oggi parleremo dei numeri del Mandorlo in Fiore, quindi parleremo delle presenze in teatro, il Palacongressi, delle presenze turistiche in città, parleremo della grande affluenza che c'è stata sia nella prima che nella seconda domenica della sfilata. Ricordiamo che quest'anno c'è stata la novità della prima sfilata, la prima domenica già con i gruppi, quindi parleremo proprio dei numeri e parleremo di futuro, parleremo delle prossime attività anche in previsione del prossimo Mandorlo in Fiore. Il parco è stato determinante affinché la festa, diciamo, si è potuta fare, vero dottore Cerrato? Non lo so, però so solo che abbiamo in un tempo molto ristretto, sulla base dell'individuazione delle somme da destinare che il Consiglio del Parco ha destinato, noi in tempo ristretto siamo riusciti a fare evidenza pubblica per l'accoglienza, lo abbiamo fatto, devo dire, in breve tempo, e poi abbiamo messo a disposizione i luoghi che gestiamo come il Palacongressi e soprattutto la giornata finale al Tempio della Concordia. Lì si è fermato il nostro impegno, quindi un impegno finanziario non organizzativo al 100%, ma quello che potevamo fare abbiamo fatto, contribuendo con il nostro piccolo spazio a dare continuità a una festa che si era fermata per la pandemia e che è stata ripresa proprio quest'anno. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. È morto l'architetto ed ex consigliere comunale Gianni Tuttolomondo, 29 anni, di Agrigento, da tempo in lotta contro una grave patologia. Ha lavorato in giunta con il sindaco Franco Micichè fino al dicembre 2021, quando si è dimesso per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Da amministratore comunale si è reso brillantemente promotore di iniziative, soprattutto inerenti al tema della disabilità. Vediamo. Quindi non possiamo fare chissà quali progetti. Ora questo credo sia un segnale importante che l'amministrazione dà ai cittadini, anche alle persone più in difficoltà, in quanto vogliamo inculcare nella nostra popolazione che il rispetto per l'altro, ecco, per la persona che non ci sta vicino, che magari oggi facciamo caso, perché è capitato sicuramente a chiunque di parcheggiare anche per 5 minuti in questo posto riservato, che è anche una violazione del codice della strada, ma anche lo schiaffo morale che si dà alle persone che soffrono un disagio. Quindi questo speriamo di dare sia una botta morale che alla città, ma anche un ammonimento per dire: pensiamo un attimo a quello che stiamo facendo e rispettiamo gli altri. È mancato per via, diciamo, una malattia, insomma, un suo ricordo, un momento, una parola, insomma, in merito. Sì, esprimo un sentimento di estremo dolore nel pensare che Gianni Tuttolomondo ci ha lasciati. È stato un mio assessore, un ottimo mio assessore, un anno di lavoro intenso. Mi ricordo tanto della sua caparbietà, della sua forza, la sua volontà di far valere le sue idee. Ha lavorato tantissimo per l'amministrazione comunale e per tutta la città di Agrigento. Una cosa che ci ricordiamo un po' tutti è stata la perseveranza nella campagna che ha fatto per lo spazio ai disabili, cosa che, diciamo, prima il comune era un po' carente, lui si è impegnato in maniera, tra le tante cose, anche su questo argomento. Sì, lui si è impegnato tantissimo proprio su questa campagna, ha portato avanti dei progetti, degli altri sono rimasti incompiuti e io proprio spero in suo ricordo di farli portare avanti dal suo successore. Donazione degli organi. Geraci Siculo nel Messinese è il comune più virtuoso d'Italia. Vediamo.
Sindaco, oggi riceviamo dall'Associazione Nazionale dei Donatori di Organi un dato importante. Il GRC Siculo si conferma il comune italiano con l'indice di consensi alle donazioni più alto d'Italia. È un dato che vi rende orgogliosi? Sicuramente è un dato che ci rende orgogliosi, è il secondo anno, anche l'indice del dono del 2023 conferma che il 96,8% dei cittadini che rinnovano le carte di identità danno il loro consenso al trapianto degli organi. È un risultato molto bello per la comunità di Geraci che man mano ha preso piede a seguito di un evento tragico che si è verificato nel 2021 con la morte di una bambina con una malattia, con una leucemia fulminante, e in cui i genitori hanno manifestato la volontà all'espianto degli organi. Espianto che in realtà non si è riusciti ad effettuare a causa appunto della malattia, ma questo grande dono della famiglia, dei genitori, ha sensibilizzato molto la comunità di Geraci, ha colpito molto la comunità, e quindi siamo passati da una media molto bassa, così come purtroppo è un limite per le comunità del sud Italia, al primo posto nazionale. È una vera e propria bomba ecologica. Noi anche recentemente, per l'ennesima volta, abbiamo sollecitato l'amministrazione comunale a porre in essere tutta una serie di interventi che vanno soprattutto della messa in sicurezza, della bonifica, perché lì c'è una discarica a cielo aperto, i cittadini, i residenti soprattutto, si lamentano e hanno ragione. Ci sono anche, ce lo dobbiamo dire, una questione molto grave, anche siringhe sporche di sangue. C'è una situazione igienico-sanitaria molto grave. Noi abbiamo chiesto ovviamente la bonifica, abbiamo chiesto che venissero praticamente chiusi i varchi di accesso per evitare che divenga appunto ricettacolo a parte di spazzatura, anche luogo di incontri e quant'altro, che sicuramente crea un forte allarme per tutto il territorio. Abbiamo scritto ultimamente, abbiamo trasmesso l'ennesima delibera e sollecitato l'attuazione della delibera chiedendo tutta una serie di interventi, tra cui anche, lo dico ai vostri microfoni, in maniera anche abbastanza provocatoria, abbiamo chiesto addirittura anche la rimozione del nome di Nicholas Green, proprio perché quella scuola in quel modo è veramente un'offesa. Le uniche risposte che abbiamo avuto, anzi l'unica risposta che abbiamo avuto da parte del Dipartimento Toponomastica, è che quella scuola in realtà non c'è scritto da nessuna parte che sia intitolata a Nicholas Green, ma che sia stato in quel periodo soltanto un fattore emotivo, ovviamente per la tragedia che ha interessato il giovane ragazzo statunitense. Sicuramente quella scuola potrebbe essere indubbiamente rivalutata. Abbiamo chiesto anche all'amministrazione comunale se ci sono in essere dei progetti per la riqualificazione, però purtroppo non c'è stato ancora modo di avere alcun riscontro, e questo credo che sia un fatto abbastanza grave, perché come sempre accade, le nostre istanze non sono delle istanze personali, ma sono istanze che provengono da cittadini e cittadine, da migliaia di cittadini. Quindi colgo appunto l'occasione del vostro microfono anche per lanciare appunto l'ennesimo grido di allarme verso un territorio che praticamente subisce e costantemente violentato da una situazione di degrado che è quella che regna all'interno della scuola. Veronica Pivetti torna al Teatro Pirandello con lo spettacolo Stanno sparando sulla nostra canzone. Appuntamento sabato 15 alle 20:30 e domenica 16 alle 17:30. Vediamo. Mentre su New York calano le prime ombre della sera, si consiglia al gentile pubblico di non farsi intimorire dagli spari e dalle nebbie opache che fra breve invaderanno la città. Suggeriamo tuttavia di spegnere i vostri apparecchi telefonici, vista la presenza di gangster nervosi dal mitra facile. Ma non hai sentito che colpi? Quelli erano spari. No, quello era il mio cuore. Ma quali colpi? Beh, più che colpi, palpiti. Bang, bang, bang. Scappi, Beh, devo dedurre che una 44 Magnum ti fa meno paura del mio cuore. Forse.
Ma tu provaci, spara, maledizione. Al diavolo la quarantena! Bacia, Calmati, bacia, togliti, sposami, spostati, sfiorami, sparati, spogliati, sfumati, toccami, fottiti, amami. arrollati. You don't have to be beautiful to turn me on. Ain't no particular side I'm compatible with. I just want your extra time and your kiss. Che tu eri un bacio disonesto, anzi un bacio scippato. Tu sei cecchino, ma io posso essere molto tagliente. Mettilo giù. Ah, tu mettilo giù. Hai ragione, anima mia. Vieni e riscaldami. Bésame mucho. Como se fue esta noche la ultima vez. Mi dicono che te la fai con i balordi. Balordo, è solo sfortunato. Oh! Boss! Bel ferro. Ho sentito dire che lo chiamano Chicago Typewriter. Scrive bene? Sì? Ma senza sentimento. Amici comuni. Mi dicono che non riesci a tenere la pistola nella fondina, Charlie. Nino, boss, io sono Nino. Bisogna avere sparato. Eh sì, ero diventata gangster. Ogni scambio è una vecchia storia fra di noi. Quante notti sotto shock che io solamente so, ricorderò. E me ne sbatto dei tuoi nonni. Cause I'm bad, you know it. You know I'm bad, baby sai che c'è. Hai trovato sul tuo amore, ma tu l'amore non sai cos'è. Infiorosa 2023, la prima infiorata artistica a Favara Festival dei Fiori e del Wedding. I dettagli nel servizio. Ecco, ci annuncia il programma di questo evento che si svolgerà a Favara dal titolo Infiorosa. Allora, l'evento, il format è formato da 3 giorni di eventi. Il venerdì è preparatorio perché avremo nostri ospiti maestri infioratori di Noto, perché l'evento principalmente è la prima infiorata artistica che si farà qui in provincia di Agrigento. Infiorata che sarà realizzata proprio dall'associazione storica dei maestri infioratori di Noto. Realizzeranno 2 bellissimi tappeti floreali e poi all'interno dell'evento ci sono momenti di spettacolo, esibizioni di scuole di danza, abbiamo delle sfilate di arte moda, defilé, momenti di teatro, poi il sabato il primo spettacolo lo concluderemo con Sasa Salvaggio e la domenica con Leila Alfino, i nostri ospiti d'onore. Ha come tema la Sicilia, proprio un filo conduttore la Sicilia, sia proprio come tema che anche come musiche, quelle che accompagneranno proprio le sfilate sono proprio tutti i canti popolari siciliani. Nasce dall'idea di valorizzare il fiore in una destinazione completamente diversa. Io tiro una lancia a mio favore come fiorista, quindi lavorando il fiore di solito che diventa un bouquet, diventa una composizione. Mi è piaciuta l'idea di invece valorizzarlo facendolo diventare in questo caso un tappeto grazie al lavoro, alla maestria dei maestri di Noto, e vedremo
abbiamo anche il fiore che diventa un vestito, verranno realizzati proprio anche dei vestiti floreali qua in piazza e poi verranno fatti indossare dalle modelle, quindi un fiore diventa il vestito, diventa un'acconciatura, può diventare un cappello, il fiore in una destinazione completamente diversa di quella del consueto. Più di 20 stand che vengono da tutta la provincia, Agrigento, Ravanusa, Catania, anche da lontano. Ci saranno persone che esporranno perché la fiera è espositiva, poi abbiamo anche adibito una zona street food dove la gente potrà gustare le nostre specialità perché si prevede gente che venga da fuori, quindi abbiamo già persone che hanno proprio prenotato per venire a vedere l'infiorata. Quindi sì, siamo pronti, diciamo, per ricevere nel miglior modo possibile tutti quelli che vogliono vedere la festa. Si conta di far diventare questo appuntamento con cadenza annuale? Il mio obiettivo è quello, Inviorosa nasce da un progetto tutto mio, l'idea è tutta mia, mi sono avvalsa di un team meraviglioso che mi sta sostenendo fino adesso. Vediamo come va, il primo anno è un tentativo, come lo stato ad esempio un tentativo la Notte Bianca che abbiamo organizzato in via Capitano Calè, è stato un successo e verrà ripetuta, però speriamo nel successo, speriamo che tante cose a livello burocratico vengano snellite, anche perché sinceramente oggi come oggi faccio un appello, proprio non so a chi ma lo faccio, non è possibile voler organizzare qualcosa di bello che possa valorizzare il paese, la nostra comunità e ci troviamo di fronte a lungaggini burocratici assurde, veramente assurde, quindi apro parentesi e la chiudo subito. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.